L'omicidio di Elda Tandura, la 66enne trovata senza vita nella sua abitazione a Vittorio Veneto. Stamane sentenza del Tribunale del Riesame. Luca Furlan, accusato del delitto, torna in libertà. Un altro morto sul lavoro, era precipitato il 29 gennaio dal tetto del capannone sul quale stava lavorando. Rudy Piovesan, 45enne di Cessalto, non ce l'ha fatta, è spirato all'ospedale Cafoncello. Autonomia del Veneto, regione pronta a firmare con il governo un nuovo documento preintesa, quello presentato dal Ministero degli Affari Regionali, così come non va bene ed oggi non è stato sottoscritto. Aeroporto di Treviso ha presentato uno studio sull'impatto economico dello scalo, ma continua la polemica sui dati ambientali e l'ALT del Ministero all'ampliamento. Parla uno dei ristoratori trevigiani denunciati per l'abbandono di decine di sacchi di rifiuti lungo la Romea. Qualcuno ha voluto farmi un dispetto, dice, sono anch'io una vittima. Vaccinazioni nella Marca, 600 famiglie di altrettanti bambini della scuola dell'infanzia non hanno ancora ottemperato all'obbligo, termine ultimo il 10 marzo. Treviso capitale della cultura 2020, domani il D-Day con l'audizione a Roma della delegazione trevigiana, dita incrociate nell'attesa di sapere quale città risulterà vincitrice, il verdetto il 16 febbraio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. In primo piano la cronaca giudiziaria con la vicenda dell'omicidio di Elda Tandura, la 66enne trovata priva di vita nel suo appartamento di Vittorio Veneto. Questa mattina il Tribunale del Riesame ha scarcerato Luca Furlan, accusato del delitto. Sentiamo perché. Luca Furlan, il 49enne di Preganziola, arrestato con l'accusa di aver ucciso con una spinta l'ex compagna Elda Tandura, oggi è stato scarcerato. La difesa di Furlan, rappresentata dall'avvocato Alessandra Nava, che ha puntato tutto sul ricorso al Tribunale del Riesame, è soddisfatta. Il Tribunale della Libertà ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, accogliendo in pieno l'impostazione difensiva. Ritengo abbia accolto l'impostazione difensiva che si basava principalmente sulla mancanza nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere di una valutazione propria del giudice delle indagini preliminari. Mancava totalmente qualunque valutazione propria del giudice, così come la legge prevede, e quindi si tratta di un vizio che comporta la nullità dell'ordinanza stessa, dell'ordinanza genetica, e quindi conseguentemente il titolo è viziato e non può consentire, insomma, di sviluppare la sua efficacia. Furlan non è comparso in udienza oggi perché non era nelle condizioni fisiche per affrontare il viaggio. Da sempre si è professato innocente. Lui ha sempre negato che fosse conseguenza di una spinta, di un colpo che lui volontariamente avrebbe provocato alla signora. Quindi lui dice addirittura che la signora, lui l'ha trovata a terra. La procura aveva deciso di trasformare l'accusa di lesioni aggravate da morte in omicidio preterintenzionale, dopo gli accertamenti del medico legale. Dall'autopsia era infatti emerso che era stata una caduta provocata da una violenta spinta a causare l'emorragia cerebrale che aveva causato la morte della donna, deceduta dopo circa un mese di ricovero in ospedale. Ancora un dramma sul lavoro, purtroppo non ce l'ha fatta Rudy Piovesan, il 45enne di Cessalto, precipitato lo scorso 29 gennaio dal tetto di un capannone. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Ricoverato in rianimazione, l'uomo non si è più risvegliato dal coma ed è spirato questa mattina dopo 10 giorni di agonia. Piovesan, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando sul tetto di un mobilificio in via Isonzo a Cessalto per sostituire delle lastre, quando all'improvviso la copertura ha ceduto facendolo precipitare al suolo da un'altezza di circa 6 metri. Stamane il drammatico epilogo dell'infortunio. Profondo cordoglio a Cessalto, dove Piovesan era conosciuto come una persona simpatica, gioviale, oltre che grande lavoratore. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Ed ora la pagina politica con una nostra iniziativa. Chiediamo ai candidati alle elezioni del 4 marzo di firmare un documento che li impegna a sostenere, una volta eletti, l'autonomia del Veneto. Sentiamo il nostro direttore Luigi Bacialli. Il prossimo 4 marzo siamo chiamati a votare per le
elezioni politiche, ed è anche probabile, c'è un rischio, effettivamente un rischio molto alto, che non si riescano a raggiungere i numeri per formare un nuovo governo e che quindi si debba tornare alle urne. Una cosa invece è certa e definitiva: il 22 ottobre 2.400.000 veneti sono andati a votare ed in grande maggioranza hanno votato in un referendum storico per il sì all'autonomia. Allora noi abbiamo pensato, mentre impazza la campagna elettorale, si sentono anche qui sul territorio promesse di ogni genere, abbiamo pensato di chiedere a tutti i candidati di impegnarsi solennemente per sostenere questa riforma storica, cioè l'autonomia della Regione del Veneto, perché arrivano candidati anche dall'esterno, sono catapultati, sono candidati nelle liste bloccate, decise da altri, e sostengono che loro faranno di tutto e il meglio per il Veneto. Allora li mettiamo alla prova nei nostri programmi, nelle nostre trasmissioni, anche all'esterno, quando andranno a parlare con i cittadini. Noi faremo vedere loro un foglio su cui ci sono poche righe, in cui il candidato si impegna proprio a fare in modo che il processo per l'autonomia possa andare spedito nei prossimi mesi, una volta che saranno chiuse le urne, insomma nei mesi dopo le elezioni in particolare. Vedremo a quel punto chi terrà veramente a questa regione e alle esigenze di un'intera comunità. Sono in troppi a dire: io sono qui per difendere gli interessi del Veneto. Vediamo, mettiamoli alla prova, vediamo se firmeranno questo impegno o se si asterranno dal farlo, e ovviamente è una scelta più che legittima. Così almeno ci contiamo, così almeno sappiamo chi sono quelli che dicono di volerla sostenere e di poi passare dalle parole ai fatti, e chi invece cerca appunto di gabellare un finto impegno per una missione vera e propria al servizio di questo territorio. Vi terremo aggiornati su questo, e poi alla fine noi, prima delle elezioni, daremo conto di tutti i candidati che hanno votato e che non hanno votato per sostenere l'autonomia, e così in modo che i cittadini, gli elettori, potranno votare a ragion veduta. E continuiamo con la partita dell'autonomia del Veneto, con la Regione e la delegazione dei tecnici esperti che si dicono pronti a firmare con il Governo un nuovo documento di preintesa. Sentiamo. Così non si può firmare. Non va bene la prima bozza sull'autonomia del Veneto inviata dal governo a Palazzo Balbi, troppe ombre, poca luce, non si firma di più, si rispedisce al mittente entro la settimana con chiare richieste contro deduzioni insieme alla Regione Lombardia. Così al termine dell'incontro con la delegazione trattante regionale il presidente Luca Zaia. La nostra delegazione trattante, quindi i tecnici, gli esperti, stanno preparando tutta una serie di controdeduzioni al documento che il governo ci ha inviato. Allora, se si dovesse firmare il documento come è stato inviato dal governo, non è firmabile per noi, perché i veneti danno un'indicazione chiara ad un progetto che è quello nostro di autonomia vera. Chiesta una preintesa quadro e non un'intesa da subito. Delle 5 materie trattate, tra le ombre, non accolte le istanze del fronte ambiente, sanità e lavoro. Penso al lavoro, dove di fatto non ci viene dato nulla rispetto a quello che abbiamo chiesto, o ad altre materie come la sanità, dove ci aspettiamo un po' di più di quello che ci viene riconosciuto. Ultimissimo aspetto, come ho sempre detto, si firma se si abbandona la spesa storica. C'è un segnale nel testo di abbandono della spesa storica, ma chiediamo un passetto in più. Insomma, ci sono delle posizioni da scalzare. Si sa, cedendo delle competenze al Veneto, verrebbero smantellate parte delle tecnostrutture romane. Con le elezioni alle porte la trattativa proseguirà con il nuovo governo, di qualunque colore sia, conclude il governatore. Un processo come quello dell'autonomia non dura 2 mesi, sono solo 2 mesi che abbiamo approvato la legge in Veneto per andare a trattare, non dura un paio di mesi, dura mesi se non anni poi per fare un progetto completo stile Trento e Bolzano. Ovvio che se riusciamo a fare delle firme parziali per cominciare a consolidare e a cristallizzare quello che si è deciso, meglio. Se non le si fanno queste firme vorrà dire che faremo tutto con quelli che vengono dopo.
Ed ora parliamo dell'aeroporto di Treviso. È stato presentato oggi uno studio sull'impatto dello scalo trevigiano sull'economia della Marca. Sentiamo. Il giro d'affari che genera l'aeroporto tra effetti diretti, indiretti e indotti raggiunge i 220 milioni di euro all'anno. E questo giro d'affari poi giustifica anche un elevato impatto occupazionale perché crea o mantiene mediamente 3.700 posti di lavoro. Aeroporto Canova di Treviso, questo l'impatto economico sul territorio quantificato in termini di fatturato ed occupazione, elaborato dalla ricerca di Alessandro Minello, docente all'Università Ca' Foscari, uno scalo paragonabile ad una grande impresa che sta portando turisti nella Marca, anche se solo il 36% delle persone che arrivano poi si ferma a visitare la città. Direi che allora l'aeroporto dà lavoro, dà sostegno, dà turismo e dà a questo territorio un'importanza non poca, non relativa, per diventare sempre più un territorio economicamente portato ad ospitare turisti. Se innegabile è l'impatto economico e turistico dello scalo, altrettanto innegabile è l'impatto ambientale sulla vita e sulla salute degli abitanti di Treviso e ancor più di Quinto, da anni sulle barricate per impedire l'ampliamento dell'aeroporto. E proprio negli ultimi giorni le notizie che arrivano da Roma sembrano porre un freno alle ambizioni di Save e da Air 3. Il numero dei voli, come i dati sull'inquinamento, hanno spinto il Ministero ad evidenziare gravi carenze nel piano presentato dai gestori dello scalo, che ora avranno 45 giorni di tempo per presentare alla Commissione VIA le integrazioni richieste. Minimizza il presidente di Air 3, ma sicuramente la questione, oltre che alimentare le speranze dei comitati, sta creando non pochi grattacapi ai vertici delle società. Sempre avvengono queste cose e le risposte del sistema sono adeguate a quelle che sono le regole. Poi si sta rispondendo e così avviene come sempre succede. Parla uno dei ristoratori trevigiani denunciati per l'abbandono selvaggio di decine di sacchi di immondizia lungo la Romea a Chioggia. Qualcuno ha voluto farmi un dispetto, dice, sono anch'io una vittima. Sentiamo. È la prima volta che mi succede una cosa del genere e le dico tanta rabbia dentro. Michele Perosine è uno dei ristoratori trevigiani multati per l'abbandono di diversi sacchi di rifiuti lungo la Romea a Chioggia. I carabinieri, grazie al contenuto dei sacchi neri, sono risaliti a Perosine, gestore della pizzeria-ristorante Servì e Riverii di Montebelluna, denunciandolo e sanzionandolo. Lui tuttavia respinge l'accusa di essere il responsabile dell'abbandono selvaggio di immondizia. Mi sento vittima di quello che è accaduto. Non ho parole per come sia successa una cosa del genere alla fine, perché avendo i contenitori all'esterno della proprietà, per carità, apribili e accessibili a chiunque, nel prendere e nel mettere, e non ho parole come siano arrivati, diciamo, all'altezza di Chioggia. I contenitori dei rifiuti ce li abbiamo, dice Perosin, non avremo motivo di gettarli qua e là. Tra l'altro per trasportare 30 sacchi sarebbe servito un furgone, forse qualcuno ha voluto danneggiarlo. Questo lo penso io anch'io adesso, perché dipendenti o no, non saprei chi potrebbe essere. Comunque secondo me è un dispetto. Sarei un po' un fesso portare le mie cose con alcuni documenti che rintracciabili ai bordi di una strada. Il ristoratore ora si è affidato a un avvocato. Pagherò quello che c'è da pagare, per carità, in caso poi faremo ricorso. La cronaca ha aperto la finestra al piano terra della propria abitazione per arieggiare la camera da letto qualche minuto, essendo pieno inverno, ma tanto è bastato per lasciare via libera ai ladri che probabilmente la tenevano d'occhio. Sono entrati in casa ed hanno arraffato il portafoglio dalla borsa, defilandosi. L'episodio l'altra mattina nell'abitazione di un'anziana di 77 anni di Fontanelle, in via Fermi, poco lontana da Municipio Caserma dei Carabinieri. La pensionata per fortuna non se li ha trovati davanti, ma lo sconcerto per il rischio corso è stato comunque tanto, e non è la prima volta che la zona e la vicina area residenziale vengono prese di mira dai malintenzionati.
Violenza sessuale su una giovane degente, all'epoca dei fatti minorenne, 2 anni di reclusione per un ex caposala. Un ex caposala dell'ospedale di Montebelluna condannato a 2 anni di reclusione per violenza sessuale su una ragazza minorenne, una 17enne ricoverata al San Valentino. Ieri in tribunale a Treviso la condanna a carico del 50enne accusato di essersi approfittato della ragazza durante il suo periodo di degenza, ipotesi supportata anche dalle testimonianze dei genitori della giovane e dalla psichiatra che l'aveva in cura. Il caposala, all'epoca in servizio a Montebelluna, è stato riconosciuto colpevole di approcci sempre più spinti nei confronti della 17enne, vere e proprie molestie sessuali con l'andare del tempo che facevano leva anche sulla condizione di disagio della ragazza ricoverata per disturbi alimentari. Solo una volta a casa la minorenne ha trovato la forza di raccontare a mamma e papà quello che era successo in reparto. Da lì la denuncia dei gravissimi episodi, visto anche il contesto in cui sono avvenuti, il processo e la condanna a 2 anni, rispetto alla quale la difesa ha già annunciato ricorso in appello. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Parliamo ora di vaccinazioni. Nella Marca 600 famiglie di altrettanti bimbi della scuola dell'infanzia non hanno ancora ottemperato all'obbligo vaccinale. Il 10 marzo avanza inesorabile, il termine ultimo fissato dalla legge sulle vaccinazioni obbligatorie per la presentazione da parte delle famiglie della documentazione che attesti l'avvenuta profilassi. Scaduto questo termine inizieranno una serie di misure di richiamo nei confronti dei genitori fino all'esclusione del bambino. Nella Marca trevigiana, per quanto riguarda i ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, la copertura vaccinale raggiunge il 97% per le ex vaccinazioni obbligatorie e il 94% per morbillo, parotite e rosolia. Il problema dunque riguarda i bambini nella fascia della scuola dell'infanzia. In questo caso qua abbiamo un numero abbastanza considerevole, circa 600 o 500 anzi per essere esatti, i bambini minori che non hanno assolto a questo obbligo vaccinale. Io credo che arriveremo a richiamare ancora le famiglie per tentare un ulteriore approccio al fine di evitare appunto questo provvedimento importante che è quella della non ammissione a scuola. Una situazione che secondo il direttore Benazzi è venuta a crearsi per la mancanza di un periodo di transizione necessario per sensibilizzare le famiglie. Senza avere un momento, quello che io chiedevo, sempre chiesto, un momento di, come dire, di comunicazione alle persone, di far passare questo messaggio, soprattutto nel nostro territorio dove già il tasso di vaccinazione è elevato. Per questo la linea dell'USL 2 rimane quella del dialogo con le famiglie per evitare le conseguenze estreme, ovvero la mancata ammissione dei bambini a scuola. Di fare in modo di richiamare ancora una volta le famiglie e di vedere, di informarle, comunicare a loro che da parte nostra c'è anche una disponibilità a superare questo tetto, questo limite, purché ovviamente ci sia da parte loro l'interesse a iniziare le vaccinazioni. Lavori pubblici a Treviso, approvata dalla Giunta una nuova serie di interventi in centro e nei quartieri. Ristrutturazione della palestra CONI, messa in sicurezza idraulica dell'area della Ghirada, sistemazione delle scuole Felicent, Don Milani, Martini, impermeabilizzazione del chiostro di Santa Caterina ed ancora la realizzazione di un tratto di corsia riservata ai bus in Viale della Repubblica all'altezza di strada comunale delle Corti. La Giunta ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici a Treviso. L'importo più consistente, 1.750.000 euro, riguarda il secondo stralcio di interventi per la sistemazione idraulica dell'area della Ghirada. Che riguarda via Nascimben e un esproprio di un terreno lì vicino per il contenimento dell'acqua piovana. Altro intervento particolarmente atteso, quello della sistemazione della palestra CONI di Viale Vittorio Veneto, 700.000 euro per una ristrutturazione che renderà fruibile tutto l'impianto. Ora viene utilizzato solo il campo centrale. Questo è un progetto che ha come costo 700.000 euro e credo abbiamo salvato la storia sportiva, il CONI e anche la nostra storia dello sport trevigiano, per cui siamo veramente contenti, al di là che avevamo veramente bisogno
di creare una struttura dove la gente possa anche vedersi le partite, non solo quelle di Serie A. Secondo il cronoprogramma i lavori cominceranno all'inizio dell'estate, così da poter essere conclusi a settembre per la riapertura dell'impianto sportivo. Lutto nella famiglia Benetton, si è spento questa notte all'improvviso Fioravante Bertagnino, 86 anni, marito di Giuliana Benetton, sorella di Luciano, Gilberto e Carlo. L'uomo si trovava in Argentina per un viaggio quando sarebbe stato colto da malore che ne ha causato il decesso improvviso. La notizia si è diffusa in giornata in città ed ha destato profondo cordoglio. Fioravante Bertagnino è ricordato da chi lo conosceva come una persona allegra e gentile. Ancora non si conosce la data dei funerali, nell'attesa che la salma possa fare rientro in Italia. La scorsa settimana vi avevamo raccontato di quel cittadino moldavo residente nel quartiere di San Paolo a Treviso che si era ritrovato una discarica di rifiuti in garage. Ebbene, dopo il nostro servizio il problema è stato risolto. Vediamo. Volevo ringraziare tutta la vostra redazione, in particolar modo la dottoressa Lina Parronetto, a nome della famiglia Litcan, il problema delle immondizie lasciate in garage lì a San Paolo, e questa mattina è stato risolto tutto il problema, sono stati esportati tutti i rifiuti. Comunque grazie. A ringraziare la nostra redazione è il signor Giovanni Ferrazzo, vicino di casa del cittadino moldavo che la scorsa settimana si è ritrovato il garage nel condominio a San Paolo trasformato in discarica. Grazie al nostro servizio in pochi giorni è stato risolto il problema. Ieri mattina gli uomini di Contarina sono intervenuti e hanno ripulito il locale dai sacchi lasciati con un vero e proprio blitz da sconosciuti che dopo vari tentativi in altri garage sono riusciti ad aprire quello dell'uomo, svuotando ogni genere di rifiuti, lattine vuote, mobili rotti, vasi, anche pasta cotta e pannoloni. Come aveva promesso il presidente di Contarina, l'intervento è stato fatto gratuitamente, senza nessuna spesa per il proprietario del garage, del tutto estraneo al fatto. Ieri sul posto sono intervenuti anche degli ispettori che hanno fatto ulteriori controlli. Risolto il problema sanitario, resta ora da capire chi siano i responsabili dell'abbandono dei rifiuti. Ed ora l'appello lanciato attraverso i nostri microfoni al sindaco di paese da parte di una residente di via Sovernigo. Sentiamo. Abbiamo in via Sovernigo a Porcellengo che porta via Trieste, che sono 3 mesi che avevamo le luci, certe, non tutte, 4-5 luci che non funzionano. Via Sovernigo, la strada che collega paese a Porcellengo. Danila Severini e la figlia hanno chiamato Antenna 3 perché da mesi alcuni punti luce non funzionano e la scarsa visibilità mette a rischio in particolare ciclisti e pedoni. È il comune a dover intervenire, dicono, ma dal palazzo municipale solo silenzio. Dopo non parliamo della pista ciclabile sporca, orrenda. Mi voglio sollecitare il sindaco, la giunta comunale, siamo andati ai nostri uffici di competenza. Nessuno mi ha dato risposta. Ho scritto una lettera al sindaco, mia, personale, non avevo nessuna risposta. Quindi, come cittadina che paga i tasse, vorrei un po' di quel che si chiama o no? Basta, mi voglio stufare, facciamo altri. È una strada molto frequentata sia per la gente che cammina a piedi che in bici, anche di sera, c'è gente che cammina a sera, che corre, fa footing, e comunque è una strada buia, è una strada molto trafficata, pericolosa, dove corre una velocità sostenuta. Ti ha paura perché è tutto buio, tutto scuro, non so, mi va bene, è normale. Te ciapi la via Ludovico Pancieri che porta al campo sportivo, che c'è una illuminazione che ti vedi un lago per terra. Ora dico, Signore benedetto, ma perché là così e qua qua? E se anche voi avete qualcosa da segnalare, lo dico ad Antenna, è lo spazio dedicato proprio a voi telespettatori che ci seguite da casa. Potete inviare un messaggio ai contatti che vedete in sovraimpressione, 351 1755 340 per sms e whatsapp, redazione @antenna3.it per le mail, 0422 02 30898 per lasciare un messaggio alla nostra segreteria telefonica. Un impianto all'avanguardia per recuperare materie prime dagli scarichi fognari è quello realizzato da ATS a Carbonera.
È in questo impianto a Carbonera che ATS disegna il futuro con un progetto ambizioso che segue le politiche della Comunità Europea e che punta al recupero di materie prime dai fanghi di depurazione. Grazie a questo progetto si riesce a recuperare quelle materie prime che consentono di essere rimesse in circolo in un'ottica di economia circolare, quindi che vede il rifiuto come una risorsa e non più come appunto un rifiuto. In questa partita da quasi 10 milioni di euro, finanziato per 7,5 milioni dall'Unione Europea, che vede pubblico e privato fianco a fianco, ATS gioca un ruolo importante con il recupero del fosforo. Fosforo che può essere riutilizzato in agricoltura. Accanto al fosforo vediamo la possibilità di recuperare cellulosa e di recuperare anche metano. Il tutto con effetti anche sul piano economico. Si può tradurre in un risparmio di 5 milioni di euro l'anno, tutte risorse che c'è la possibilità di rimettere in circolo, riversare nel territorio con nuovi investimenti. All'interno del depuratore di Carbonera, che serve 8 comuni per 60.000 abitanti, è stato realizzato un impianto pilota su scala reale. Giovedì ci sarà la valutazione dei funzionari europei che ne certificheranno il funzionamento e quindi la replicabilità su larga scala. Nel momento in cui venisse portato a regime su tutti gli impianti da ATS, il risparmio potrà essere concreto. Treviso, capitale della cultura 2020, domani il D-Day con l'audizione a Roma della delegazione trevigiana, dita incrociate nell'attesa di sapere quale città risulterà vincitrice, il verdetto il 16 di febbraio. Abbiamo fatto i compiti per casa, abbiamo studiato, abbiamo rivisto tutto il dossier. Il dossier ormai lo conosce a memoria e dopo varie simulazioni la delegazione trevigiana è pronta a partire domattina all'alba alla volta di Roma, dove avverrà l'audizione per la scelta della città italiana che diventerà capitale della cultura 2020. Treviso ci spera, la squadra ce l'ha messa tutta per preparare un dossier corale a rappresentare il sistema Treviso 2020, una grande rete tra tutti i soggetti pubblici e privati, imprese, fondazioni, associazioni, comune, che contribuiscono a fare della cultura il vero motore della vita sociale ed economica della città. Al sindaco Manildo il ruolo di regista della presentazione. Superata la prima selezione, Treviso si è piazzata tra le 10 finaliste ed ora si contende il titolo con città del calibro di Agrigento, Parma, Reggio Emilia, ma ci sono anche Macerata e poi, forse meno note ma non per questo meno agguerrite, Nuoro, Merano, Piacenza, Bitonto e Casale Monferrato. Il titolo di capitale della cultura porterebbe alla città un premio di 1 milione di euro, ma non solo. Oltre all'indotto turistico, di sicuro il lavoro svolto per confezionare il dossier, che ha visto lavorare fianco a fianco oltre 70 associazioni e fondazioni, rimarrà un piccolo grande patrimonio, e così, augurando un in bocca al lupo alla città, nell'attesa si incrociano le dita. Crepi il lupo, noi incrociamo le dita, se vinciamo sarà bellissimo. Se il dossier non susciterà quell'approvazione che noi auspichiamo, rimarrà comunque un grande programma per il futuro di questa città. E siamo al termine di questa edizione, subito dopo il TG torna 20:10, continua il nostro viaggio all'incontrare i candidati per le prossime elezioni. Questa sera ospiti di Ferdinando Avarino, Antonio Pipitone di Insieme, Lucio Cavazzoni di Liberi ed Uguali. E poi in prima serata torna la Zanzega, questa sera si parla di birra e caffè artigianali, storie, aneddoti e preparazioni di queste due bevande. Durante la trasmissione interverranno anche i due comici Carlo e Giorgio. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti una buona serata, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Molte nubi sulle nostre regioni e ci sarà anche qualche pioggia. Scopriamo in quali settori nel dettaglio di giovedì 8 febbraio. Sul Veneto il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso ma con ampi spazi soleggiati. Tuttavia non sono da escludere deboli e isolati fenomeni a carattere sparso, specie su Veneziano e Veronese. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 6 gradi circa.
Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo sarà lievemente instabile, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto con occasionali piovaschi su Triestino e Goriziano. In genere buono invece altrove. Temperature massime che saranno comprese tra 8 e 10 gradi, minime tra 3 e 7 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Giornata molto grigia e nuvolosa sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà in prevalenza coperto, possibili deboli nevicate anche a bassa quota sui confini alpini. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, minime intorno ai 3 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.